Troppo giovane ed inesperta, l'Elpidiense non è riuscita a contrastare un Matera fortemente determinato a rimanere tra le teste di serie del campionato. La partita è stata caratterizzata dalle continue pressioni dei padroni di casa che sono andati a segno 2 volte, mancando numerose altre occasioni da gol. L'Elpidiense invece ha impensierito l'estremo difensore lucano una sola volta con Marozzi. Per il resto la gara è stata un continuo monologo del Matera e una prova sono gli 8 calci d'angolo battuti dai bianco-azzurri, mentre i marchigiani ne hanno battuto solo 2. Purtroppo questa vittoria non è servita a modificare l'alta classifica della C2, in quanto il Monopoli ed il Giulianova, entrambe vittoriose nelle partite odierne, hanno mantenuto il primo posto. Ma veniamo alla cronaca. L'Elpidiense inizia la partita in attacco e al terzo Manconi, ben pescato da un preciso passaggio al limite del fuorigioco, tenta di entrare in area ma non ci riesce per il preciso intervento di Ghedin. Ribatte prontamente il Matera che al sesto si fa pericoloso con Incarbona che da fuori area tenta un pallonetto ma è pronto Amaolo a salvarsi in angolo. Sul calcio d'angolo Innella colpisce la palla di testa ma è pronto il vice di Albertosi a parare. Continua il Matera le sue folate offensive, prima al nono con Pini di testa che manda alto sulla traversa e poi al 15° con un tiro teso ed improvviso di Innella da fuori area che sovrasta la porta degli ospiti. Ma la prima vera occasione del Matera avviene al 18° con un'azione ben impostata da Pavese, il quale pesca libero Pini. Il numero 2 materano entra in area, crossa al centro una palla che attraversa tutto lo specchio della porta, ma Incarbona arriva con un attimo di ritardo e non riesce a mettere il pallone in rete. Continua il Matera sempre all'attacco con continue incursioni nell'area dell'Elpidiense, purtroppo disarticolate e confuse, ed usufruisce di diverse punizioni. Al 31° Pavese vede deviato un suo tiro in angolo, ma il gol viene al 39° su appoggio di Pavese. Di Venere coglie smarcato a Puzzo che con un preciso tiro brucia in uscita Amaolo. Continua il Matera al 43° con Incarbona che batte un calcio d'angolo per la testa di Innella, il quale colpisce bene, ma la palla è di poco alta sulla traversa. Al 44° altra azione del Matera, partita dal centro area con Di Venere, palla ad Innella che serve Pavese, il quale crossa al centro per Apuzzo, che indirizza di testa un bel pallone ed il portiere marchigiano è costretto a salvarsi respingendo di pugno. Il secondo tempo vede sempre il Matera partire all'attacco, al terzo con un'azione costruita da fuori area da Ruffelli che smista un pallone per Pini, il quale manovra per Innella che restituisce il pallone a Ruffelli, preciso cross al centro ma Apuzzo non aggancia. Al sesto il Matera raddoppia le sue marcature, Di Venere crossa al centro un pallone ricevuto da Incarbona ed Innella, anche se contrastato da un difensore, segna con un preciso tiro alla sinistra di Amaolo. All'8° Innella cattura in contrasto un pallone, serve a Puzzo, il quale trova libero Di Venere, tiro pronto a rete ma la palla lambisce il palo. Al 14° entra Adamo al posto di Di Venere. Al 36° altra azione pericolosa del Matera che sfiora la terza rete. Su angolo battuto da Piocchi, centra bene Adamo, batte il portiere ma Marozzi respinge sulla linea di porta. Al 38° ribatte l'Elpidiense che cerca di ridurre le distanze, batte una punizione da fuori area a Paglialunga, il tiro è teso ma di poco al lato di Mattarollo già lanciato in tuffo. La partita si conclude stancamente con i giocatori dell'Elpidiense ormai rinunciatari e con i materani che si limitavano a controllare la palla a centrocampo. Presidente, una squadra che vola, viaggia sulle ali del successo, il pubblico risponde, soddisfatta la società? Penso proprio di sì. Quando ci sono i risultati e il pubblico ci segue, non si può che essere soddisfatti. Presidente, ha fatto un pensierino alla C1? Noi giochiamo per vincere, non mica per perdere. È evidente che se si verificheranno fatti che ci consentono di andare in C1, non ci tireremo indietro. Quale teme di più, Monopoli o Giulianova? Non temo nessuno, temo il Matera. In che senso? Che da soli possono perdere il campionato. L'assenza di Sassanelli ormai prolungata da oltre un mese? Io vorrei dire, no? Ora stiamo creando un caso Sassanelli.
che non è assolutamente, non vi è motivo perché esista. Sassanelli si è fatto male, sta guarendo, quando guarirà completamente sarà utilizzato in prima squadra. Senza dubbio Sassanelli è utile ma non indispensabile. Io volevo dire, ma l'infortunio è così serio? Ma non credo che sia serio, è un infortunio che comporta un po' di tempo perché possa essere superato. Presidente, adesso c'è la pausa natalizia, circa 20 giorni, alla ripresa si giocherà a Senigallia. Questa pausa è favorevole per la squadra materana? È una pausa di lavoro, se non sbaglio, perché giovedì giochiamo una partita amichevole a Gioia del Colle e poi il 31 giochiamo in casa con il Bari. Quindi il Matera, eccetto questi giorni di riposo, giusto per le feste natalizie, poi sarà impegnato nella partita subito dopo Natale con il Bari, una partita anche se amichevole molto impegnativa. Un suo giudizio sulla partita di oggi contro l'Elpidiense? Abbiamo vinto. Ed è abbastanza eloquente. Io credo che non bisogna andare a guardare troppo per il sottile. Abbiamo vinto, i 2 punti ci interessavano, li abbiamo conseguiti, è chiaro che non si può che essere soddisfatti. Ernesto, oggi ha realizzato la 4ª rete, a chi la dedichiamo? Ma la dedico a me stesso. Senti, ce la vuoi descrivere? Ma prima cosa ha fatto una stupenda cosa di Venere, che mi ha visto che scattavo, mi ha pennellato una grande palla. Io ho tirato al volo e ho fatto gol. Oggi hai fatto una grande partita, hai fatto un gol, ne hai fatto fare un altro, ne hai sbagliato uno per pura sfortuna e ha sorvolato l'incrocio dei pali, insomma una bella partita. Come mai sostituito? Ma magari il mister mi ha visto un po' affaticato e ha pensato di togliermi, poi non è che vincevamo 2-0, quindi anche Pioghi meritava un po' di gloria, quindi non ne facciamo assolutamente un caso. Come vedi questo campionato? Ma ci stanno 3 o 4 squadre secondo me, si sanno, il Giulianova, il Monopoli, noi e qualcun altro. L'importante è restare sempre nelle prime posizioni, poi in primavera penso che si deciderà. Giuseppe Innella, uno dei giovani leoni della squadra materana, anche oggi è andato in gol con una stupenda rete. Giuseppe, a chi dedichi questa rete? Io vorrei fare prima, la dedico soprattutto a un amico mio che è scomparso l'altro ieri sera in un incidente stradale. Una parte della vittoria solo a lui e anche il mio gol solo a lui. Si chiama Gianni Bia. Ecco, volevo appunto dire si chiama Giovanni Bia, ma è molto carino da parte tua. Come hai visto questa partita tu? Io l'ho vista, a parte il terreno che non permetteva, era abbastanza pesante, quindi non permetteva proprio un gioco regolare, ma il primo tempo l'abbiamo giocato abbastanza bene in attacco. Poi il secondo tempo, dopo il secondo gol, siamo ritratti un po' a centrocampo per mantenere il risultato. E tutto è andato bene? Sì, per fortuna. Diego Giannattasio ha visto la partita dalla tribuna. Come mai questo Matera ha sofferto un po' l'Elpidiense nei primi minuti di gioco? Comunque vorrei precisare che non l'ho vista la tribuna, ma in mezzo a 2 poliziotti il primo tempo e 2 carabinieri il secondo tempo. Comunque ho visto una partita che non ha avuto storie, nel senso che il Matera ha giocato sempre dal primo al 90°, solo che ha incontrato qualche difficoltà perché l'Elpidiense si è chiusa abbastanza bene e soprattutto perché abbiamo sbagliato noi in un certo tipo di gioco il primo tempo ad accentrarlo troppo sulle punte senza allargare molto sulle fasce, e abbiamo sofferto più che altro per sbloccare il risultato. Una volta sbloccato il risultato è venuto subito l'altro gol bellissimo e abbiamo avuto tantissime occasioni per vincere alla grande, ma comunque ci accontentiamo lo stesso. Senti Diego, è la prima volta che tu stai in questo campionato fuori dalla panchina, soffri più in panchina o al di fuori? Ma no, è la stessa cosa, solo che purtroppo dovevo cercare di stare zitto oggi, non potevo chiamare nessuno se non Nicoletti, perché ero... Per non attirare l'attenzione dell'arbitro. Ero così,
lì seduto senza farmi notare e quindi potevo incorrere anche in qualche punizione più severa se l'arbitro si fosse accorto della mia presenza, quindi ho sofferto lo stesso, solo che ho cercato di limitare un pochettino il mio vocere. Senti, non è stato molto apprezzata la sostituzione di Di Venere con Adamo, come mai questa sostituzione? Ma io a parte non capisco questo tipo di apprezzamento. Io ho una rosa abbastanza vasta e penso all'occorrenza di poter sfruttare tutti quanti nella maniera migliore in una determinata circostanza. Se qualcuno vuol sapere il perché di questa sostituzione lo spiego subito. Non è stata certamente una scelta tecnica o tattica, ma è stata solamente una questione di disciplinare, non nei miei riguardi, ma nei riguardi di Venere verso l'arbitro, che è stato ammonito e continuava a protestare nei riguardi dell'arbitro. Ho avuto paura che venisse espulso e invece di finire la partita in 10 uomini ho preferito metterlo fuori e far entrare Adamo, il quale Adamo ha fatto una gran bella partita secondo me il secondo tempo, e quindi questo è il vero motivo della sostituzione di Di Venere. L'8 gennaio alla ripresa avrai la squadra tutta completa a tua disposizione? Ma credo di sì, tocchiamo ferro, basta che non accada qualche altro. Sassanelli già in settimana si è allenato con noi e stava abbastanza bene, insomma, su un terreno diverso si poteva anche rischiare, ma col fatto che ci sono questi 20 giorni di riposo ho ritenuto opportuno non utilizzarlo e quindi riaverlo all'inizio, lui come probabilmente Chiricallo e Botelli.